Che finisce fra le braccia di Sereni.
palla in avanti in zona dove non ci sono blu cerchiati, c'è una triangolazione fra i giocatori del Cittadella nella propria tre quarti difensiva, poi ancora il Cittadella a manovrare, anticipato ha avuto meno rigori a favore. Lo sa benissimo anche Andrea Caverzan, l'anno scorso solamente 2, di cui uno sbagliato, però alla fine ininfluente. 3 rigori in tutto il campionato, è stata l'unica squadra di C1 Girone A che ha avuto solamente 3 rigori. Migliorini, Scarpa, pallone per Giacomin, un attimo vediamo questa azione, Scarpa ancora, vediamo Scarpa, Mazzoleni, pronto al cross, batte e poi c'è l'anticipo di Ottofaro, ancora il Cittadella che insiste, Migliorini a Rimondini, mette giù il pallone, fascia di capitano al braccio sinistro. Daniela. Sì, volevo far notare che poco fa la curva giallo-blu ha esultato in corrispondenza del vantaggio della Salernitana sul Siena, che è apparso sul tabellone luminoso, per cui è stato segnato proprio dall'ex giocatore del Livorno. Scarpa, il tunnel era andato via in 5, devo dire un po' più del solito, 3.071 spettatori per questa gara, 3.100 unità, totale dei soldi 42.579.000 lire, 294 lire, 3.000 spettatori, non male. Però sempre cifre ridicole, se dopo si guarda anche campi di interregionale dove fanno 5-6 mila spettatori, oppure campi di C2 dove fanno 12.000, sono realtà, però purtroppo io dico una cosa, oggi sono in fascia, al centro rimane Zanon, come giusto che sia. Caverzan ancora, è la terza palla deliziosa che mette in mezzo con il sinistro in questo secondo tempo. Cinetto, bellissima azione di Cinetto che non fa fallo, non passa per un soffio il pallone. Scarpa, incredibile, termina fuori il pallone. Chissà quante volte l'avrete ricordato ad Antonio Bernardi l'anno scorso. Ci sono queste cose all'interno dello spogliatoio, è un modo anche per sdrammatizzare il calcio, che rimane, ricordiamo, un gioco. Devo dire che Giulio Giacomini è riuscito a fare gol nei professionisti contro il Padova, mi sembra in campionato. E invece Prelezio sia molto indispensabile. Ma direi che è un giocatore, secondo il mio avviso, che farebbe la felicità di ogni allenatore, Giulio Giacomini, perché nonostante la sua carta faccia mosse simili, ma mosse che producono un grande calcio e soprattutto tanti gol e tanti punti. Attenzione intanto, piccolo. Sturba, inquadrato l'ex attaccante del Mestre, un derby se vogliamo per lui particolare. Lui ha vestito per qualche stagione con ottimi risultati la casacca arancione del Mestre e gioca a Venezia contro il Venezia. Scarpa, in fascia c'è Rimondini, 4 dal punto di vista psicologico, perché se capitasse un altro rigore, sai, andare sul dischetto dopo che se ne è sbagliati 2, tra l'altro Glerian, insomma, un bel po' di persone ex Sandonà. Mentre tu parlavi c'è stato un tentativo di Rimondini, parata facile di Marconi, comunque Rimondini che è andato al tiro, e devo dire però Riccardo non è nelle giovanili a Laghetto, dove lui è partito nel Vicentino. Abbiamo fatto un campionato da allievi regionali e lui era
Già un giocatore che prometteva molto bene. Attenzione il Chievo, tanto esce molto bene però il Cittadella, devo dire, con Ottofaro. Ora Rimondini. Per dire che lo considera, per cui vorrei proprio ricordare questo calciatore qua. Scusami studente. No, hai fatto benissimo, io volevo dire la stessa cosa. Attenzione, pericolo, allontana Mazzoleni. Ghiardello, attenzione, può partire il contropiede del Cittadella. 4-3-5 contro 3. Paiku va sul fondo, cerca spazio, traversone. Non c'è nessuno. Foglio, Soggia, Zanon svirgola, però pallone che arriva a Rimondini. Non è in partita Ghiardello, e devo dire ha pagato psicologicamente. Il calcio di rigore fallito si è visto. Il Chievo che attacca verso la sinistra dei vostri teleschermi, in completo tutto giallo. Guerra ancora per Lanna, il cross, Esposito allontana Ghiardello, deve fare la sponda per un compagno, è libero Rimondini. E c'era un fuorigioco incredibile che il collaboratore dell'arbitro non ha neppure segnalato, ma se n'era accorto il direttore di gara. Possanzini, Marcolin, Vergassola, apertura per Lombardo, cross di Lombardo, intercetta un difensore, poi Flacchi all'indietro per Marcolin, il tiro di Marcolin